Amici di Red Guest, ben ritrovati e saluto subito il presidente della festa del vino di Casarsa della Delizia, Antonio Tesolin, per gli amici Tony, giusto? Perfetto, perfetto. E poi Sagra del Vino. Sagra del vino. Sagra del vino di Casarsa, che è un punto di riferimento, un po' quando arriva, siamo verso il mese di aprile, c'è la primavera, un po' ci porta alla stagione calda. Ma che cos'è esattamente la festa del vino di Casarsa? E ovviamente, visto che ci siamo, quando si svolge? Certo, insomma, innanzitutto diciamo subito le date, dal 21 aprile al 2 maggio, tutti i giorni. Di conseguenza partiamo il 21 con l'apertura e chiudiamo il martedì 2 maggio la sera. La Sagra del Vino, come tantissime feste nate il secolo scorso al finire della seconda guerra mondiale, sono delle grandi kermesse, delle grandi manifestazioni che devono volere, come si dice, il benessere delle persone, l'uscire di casa, il stare insieme, il gioire dell'amicizia, avere dell'intrattenimento leggero. Sì, la sagra è un momento di quel genere lì. Tutte le sagre, che poi si chiamano sagre, festa o fiera o quant'altro, hanno questa finalità. Casarsa ha questa peculiarità, è nata anche perché c'era un mondo contadino che, finita la guerra, voleva dimostrare di essere all'altezza di quelle che erano le cose nuove che andavano in agricoltura. Tenendo presente che durante il ventennio è nata la cantina La Delizia, cantina sociale cooperativa, ecco, di conseguenza si è voluto in quella maniera dare un grande risalto alle attività economiche e anche a quello che è una speranza, quella della capacità di riuscire sempre a fare in maniera che una manifestazione avesse un cuore palpitante nell'amore per il proprio territorio, ma anche quella che guardava gli eventi che verranno fuori, l'innovazione e anche ad altre robe culturali, sociali, storiche anche, insomma. 75 anni non sono tantissimi, però sono già sufficienti per dare una bella linea e fare un po' di considerazioni, no? Ecco, immagino che in tutto questo background di 75 anni le iniziative che poi ti sono susseguite negli anni siano state molte. Quelle invece del 2023, quali sono? E ovviamente se ci sono anche delle novità. Beh, insomma, possiamo già anticipare delle novità. Le novità sono che rinnoveremo completamente la locazione del Luna Park, dandogli una caratteristica differente e di conseguenza che tenga conto anche degli aspetti dell'utilizzo delle attrazioni. L'altra parte che riguarda la storia del vino, di conseguenza ritorniamo in piazza con un'enoteca dedicata ai vini, al concorso regionale Fiere di Bolle e alle città del vino e quant'altro si serve legato al vino, ma anche quella che è una banalità. Una banalità è che noi quest'anno abbiamo avuto fortuna di trovare degli scrittori e delle storie di archeologia che parlano di vino. E di conseguenza faremo questi incontri con gli scrittori che parlano di osterie e di vino, un paio, e poi parleremo anche di archeologia del vino risalente ai fini nell'antico Egitto. Di conseguenza avremo il gruppo archeologico aquileiense che ci verrà a far illustrare la storia del vino nell'antico Egitto, di conseguenza ci sarà anche quello. Poi noi non ci facciamo mancare niente, insomma, alla sagra, chioschi, enogastronomia, prelibatezze regionali, anche cose belle da vedere, perché ci sarà una sorpresa importante, un allestimento di land art tradotto in italiano, visto che adesso bisogna usare il doppio linguaggio, no? Arte vegetale. Nel giardino di Palazzo Burgi ci saranno questi allestimenti di arte vegetale che scopriremo giorno per giorno fino al 21, in modo tale che questi artisti stanno creando delle scenografie che permetteranno poi di godere di immagini particolari. Usiamo questa forma tridimensionale, insomma. Quindi insomma all'interno troviamo storia, cultura, letteratura, quindi non soltanto il buon vino della cantina Immagine della Delizia, ma anche queste cose che possono solo che dare un valore aggiunto a questa kermesse. Ricordiamo che dura da 75 anni e che nel 2003 andrà dal 21 di aprile al 2 di maggio, tutti i giorni. Come tutte le organizzazioni, passiamo con, ricordo, Antonio Tesolin, presidente della Proloco di Casarsa, come tutte le organizzazioni siete davanti a degli obiettivi. Quali saranno quindi gli obiettivi per il 2023? Gli obiettivi della Proloco e della Sagra del Vino sono molto alti.
abbiamo l'idea appunto di costruire un programma più articolato di quello che ho semplicemente detto qui, in modo tale che ci siano altri eventi, altre robe che ripercorrono la storia, la cultura, la tradizione del nostro territorio, anche con 2 grandi mostre fotografiche, con 2 bei cataloghi, di conseguenza 2 eventi, 2 mostre fotografiche che riguardano 75 anni, ma i 100 anni anche della vita contadina e quant'altro, in questo legame tra passato e storia, e questo ci permette di guardare al futuro, di guardare anche a come, in che maniera verrà affrontato il tema del vino, e guarderemo anche insieme al Consorzio Ledog del Prosecco quali sono oggi i processi di sostenibilità che dobbiamo guardare, di conseguenza guardando molto in avanti. Come Proloco chiaramente abbiamo, come tutte le Proloco, ci piace consolidare questo grande legame col territorio. Noi abbiamo anche una grande fortuna, insomma, un poeta, uno così, insomma, per caso, Pierpaolo Pasolini, la mamma è casarsese, insomma. L'Accademiuta del periodo friulano è una storia, abbiamo la casa materna, oggi casa museo, di conseguenza abbiamo questa grande ricchezza, ma abbiamo anche una ricchezza che è data da quelli che sono gli aspetti storici, culturali. Abbiamo la fortuna di avere un territorio che è ricco di storia e di cultura, abbiamo tutti gli aspetti che riguardano la valorizzazione artistica e architettonica di Casarsa. Cito solo come esempio la chiesetta di Versuta, di Sant'Antonio di Versuta, di conseguenza con degli affreschi del 1200, 1300, 1400, restaurata da una nota fondazione udinese, ecco, che ha contribuito a questo grande restauro insieme all'amministrazione comunale e alla parrocchia. Ma abbiamo poi la bellezza del paesaggio, questa pianura che sembra vuota, e basta guardare le montagne e ti riempiono il cuore, insomma, ossia questo fiorire delle montagne, il paesaggio ti danno. Su questo Casarsa punta molto, nel senso anche in una valorizzazione turistica di quella che è la mobilità lenta e sostenibile, insomma. Tra l'altro Casarsa si trova proprio nell'ultimo lembo, al centro dell'ultimo lembo della pianura padana, perché arriva fino a toccare le province di Udine, parlo della pianura padana. Ma perché dico questo? Perché grazie alla sagra del vino di Casarsa abbiamo un turismo, o comunque un giro di pubblico abbastanza ampio, che non arriva soltanto dal Friuli, ma arriverà anche dal Veneto. Dico bene, Presidente? Noi siamo in questo confine, insomma, appena passato il tagliamento, noi abbiamo la nostra parlata friulana di cui siamo orgogliosi, insomma, che è stata valorizzata da Pasolini, ma siamo anche legati al Veneto, nel senso che abbiamo radici profonde venete. Ecco, questo è anche un grande valore. Bisogna guardare anche a questi insiemi di diversità che permettono di capire. Questo qui cosa ci lega? Ci lega proprio nel modo di fare, anche di ragionare, il modello delle feste, questa grande voglia di partecipare. Ci sono grandi coinvolgimenti che di volta in volta avvengono. Noi abbiamo il secolo scorso, per citare un tempo trascorso ma vicino, l'ultima volta che abbiamo fatto un sondaggio, che ripeteremo durante questa sagra del vino, anche un sondaggio proprio fatto con le testimonianze, raccogliere i visitatori, che noi stimiamo in 200.000, ecco, perché non andiamo a fare una conta perché vogliamo essere i primi. L'abbiamo stimato secondo i dati statistici e consideriamo che quello sia un dato medio. Ecco, da questo abbiamo scoperto che il 70% provengono dal Veneto, ma anche perché il Veneto è una regione popolosa, non è una regione di confine in cui dall'altra parte c'è una regione popolosa, con qualche milione di abitanti tra la provincia di Treviso e di Venezia. Di conseguenza, essendo a ridosso, è anche la fortuna di avere questo, insomma. Anche ispirandoci poi, come si dice, ho citato prima il Consorzio della DOC, che è un consorzio interregionale, di cui noi siamo molto contenti. Noi come Proloco siamo anche associati all'Età del Vino, siamo molto contenti di questo tipo di relazioni che fanno le attività cooperative, le società private, permettono di poter avere un respiro anche, come si dice, internazionale. Oggi il vino si deve vendere in tutto il mondo, il Prosecco deve andare in tutte le tavole. Certo. Concludiamo la nostra intervista con Antonio Tesolini, presidente della Proloco di Casarsa della Delizia. Stiamo parlando della festa del vino, che ricordo andrà in scena dal 21 di aprile al 2 di maggio, con una classica domanda: i partners e gli amici che sono vicini alla festa, quali sono? E ovviamente si può cogliere l'occasione anche per salutarli. Prego.
Bene, allora innanzitutto le istituzioni. Noi partiamo dall'istituzione statale, regionale, che sono fondamentali. Le istituzioni sono, come si dice, il luogo a cui fare riferimento ogni volta che un'associazione, una manifestazione ha bisogno, a cui gli va dato il nostro ringraziamento per la partecipazione e per il sostegno. L'altra parte sono progettualità, nel senso che noi collaboriamo con progetti con la Camera di Commercio di Pordenone e Udine, con il mondo della cooperazione, con Cooperative Pordenone, con soggetti privati che però sono degli sponsor, come si dice, dei soggetti che sono forti, ad esempio i Vini La Delizia, a cui il nostro ringraziamento costante e continuo, insomma. Ecco, settori bancari, ne avremmo a decine, tra cui le città del vino regionale. Poi noi siamo anche sagra di qualità, di conseguenza abbiamo un rapporto privilegiato con tutte le Proloco italiane che hanno ricevuto questo riconoscimento come sagra di qualità nel mondo delle Proloco. La nostra UMPI regionale, il nostro comitato regionale delle Proloco, insomma. E poi abbiamo dei sostegni e dei patrocini che sono delle Strade del Vino e dei Sapori, della Fondazione Friuli, e di conseguenza chiediamo anche molte volte una partecipazione a sostenerci, che significa anche dare l'idea che il progetto che mettiamo in conto ha in mano anche tutti gli strumenti per essere, come si può dire, goduto da tutti e anche qualificato. Molto bene, noi le facciamo i nostri migliori auguri, ovviamente, perché queste settimane, questi ultimi giorni sono dedicati alla rifinitura dell'organizzazione, quindi non so quante ore lei passi a casa, ovviamente molto molto poche, quindi auguri di buon lavoro e verremo a trovarlo, ovviamente, anzi verremo a trovarti, perché Antonio mi dice che nel mondo delle Proloco ci si dà del tu, e allora verremo a trovarti alla Sagra del Vino dal 21 di aprile in poi. Vi ringrazio e vi aspettiamo con cuore dal 21 aprile al 2 maggio. Sicuramente berremo del buon vino e mangeremo qualcosa di bello e vedremo delle cose belle e staremo bene assieme. Grazie a voi. Grazie ancora.